Ciao bellissimi! Oggi ho fatto un sondaggio per vedere quale sarà il tema del prossimo video e vediamo com'è andata. È su Instagram. Ecco qua il sondaggio. Le opzioni erano esplorazione di una fabbrica abbandonata oppure parlare delle cose strane in Irlanda. Vediamo cosa hanno scelto. 29 hanno vinto per le cose strane in Irlanda. Ok, andiamo per ordine. Ovviamente all'ultimo posto ci sarà quella più divertente e interessante, quindi mi raccomando guardate tutto il video. Che c'è? Non sono bravo del marketing, va bene? Ok, come prima cosa è stranissimo il modo in cui si salutano le persone qui in Irlanda. Tipo per strada, no? Quando si incrocia qualcuno in Italia uno dice ciao, l'altro risponde ciao, forse. Oppure come va, tutto bene, sì. Qualcosa del genere, giusto? In Irlanda no, dicono soltanto well, che significa come bene. E la risposta logica ovviamente è well, quindi l'incontro è tipo well, fine. Ma ce n'è un'altra che è la mia preferita. Immaginate di stare passeggiando e qualcuno vi incrocia e vi dice semplicemente Hey, how are you? Che significa Ehi, come stai? Cosa fate voi? Rispondo Bene, grazie, tu come stai? Non qui. Qui si risponde soltanto Hey, how are you? Quindi la conversazione di nuovo è How are you? How are you? Senza nessuna risposta. Assurdo. E se rispondi normalmente Grazie, bene, tu come stai? Ci resti anche male perché non ti calcolano, vanno avanti. È solo un modo di salutarsi mentre ci si incrocia, non per fare chiacchiera. Niente, ho provato a registrare un po' di persone camminando per la città, ma non sono stato fortunato. Nessuno mi ha detto well o how are you in questo frangente. Al secondo posto vi parlerei dei ginger. E non parlo della squisita bevanda rossa, ma parlo di quelle persone coi capelli rossi e senza anima che dovrebbero essere ovunque qui in Irlanda. La mannaggia, oggi fa così freddo che non riesco a parlare. Ebbene, ho scoperto che sono estremamente rari. Fino adesso ne ho incrociati forse soltanto 2 o 3 dopo 3-4 settimane qui in Irlanda. E parlando con una di essi, una ragazza che si chiama Anna ed è molto gentile per essere senza anima, ho scoperto che per essere ginger bisogna avere i geni sia dalla parte del padre che dalla parte della madre. Questo è il motivo per cui sono così rari. E se vi state chiedendo se avere la barba rossa fa di me un ginger, la risposta è no, ok? Se volete sapere perché ce l'ho rossa, guardatevi questo video. E passiamo dunque alla numero 3, i semafori. Qui in Irlanda i semafori sono insopportabili. Adesso ve li presento. Eccoli laggiù, li vedete quegli strumenti del diavolo. Ok. Ok, verde. Fin qua tutto regolare, no? Oh, shit. Aspetta, ma è ancora giallo. Questo è quanto, direi che non servono commenti, no? Al quarto posto vi faccio vedere una cosa che non è tipica irlandese, ma probabilmente solo dell'ostello in cui mi trovo, ma è veramente veramente strana. Siete pronti? Pronti? Boom! Ok, forse ci vuole un attimo, vi do 5 secondi per capire la situazione. Ok.
Ecco, vi sfido a spiegarmi il senso di tutto ciò. Io non lo capisco, cioè non capisco chi ha pensato a questa cosa. Bene, adesso possiamo passare al numero 5, che tra l'altro è il secondo mistero dell'universo. Le donne. Esattamente, le ragazze sono la quinta cosa più strana che c'è qua in Irlanda. Adesso vi spiego perché. Partiamo dal presupposto che il mio ideale di donna, se devo pensare alla donna perfetta a livello estetico, io la immagino pallidina, con i capelli rossastri, le lentiggini e gli occhi azzurri, ok? Questo è il mio ideale. E qui dovrebbe essere facile, perché sono tutte pallidine. E invece no, perché a loro non piace e si mettono 2 quintali di fondotinta sulla faccia, oltre a tutto il resto del trucco e parrucco. Ma non qualche ragazza, tutte. E la volete sapere un'altra cosa divertente? Non si accontentano di mettersi il fondotinta sulla faccia, lo mettono anche sulle mani per non sembrare pallide. È assurdo. Ma sentiamo che cosa ha da dire al riguardo il nostro amico Michael dai Monti Wicklow. Emilio, have you seen Irish girlfriends makeup? It's crazy. I mean, not all of them, but some of them. It's crazy. I don't understand how. They have all the face painted. They seem like a picture. A lot of colors, a lot of things, and some of them they have also their hands painted. I don't know why. I don't fucking understand this shit. But personally I don't like it. But I don't know. It's crazy. Michael, do you wanna say something to these Irish girls? Come on, some of Irish girls. Be natural. You don't have to put so many makeup. Be yourself. Ok, thank you. Ecco, come vedete la situazione è la stessa anche sui Monti Wicklow, quindi tutta l'Irlanda ha questo problema. Benissimo, con questo finiamo il video sulle cose più strane qua in Irlanda. Se vi è piaciuto il genere, vi consiglio di seguirmi su Instagram, il mio nome è sempre lo stesso, Miglia, perché ho intenzione di fare altri sondaggi e ho idee per video futuri che vi coinvolgeranno, ok? Alla prossima!